L'edizione 2015 del calendario dell'Arma dei Carabinieri percorre, ispirato al tema della famiglia, che ha seguito e affiancato la vita del carabiniere, presenta anche un excursus di alcune figure importanti dell'Arma. Con questo calendario nel 2015 l'Arma dei Carabinieri ha voluto omaggiare la famiglia, l'Arma dei Carabinieri intesa come una grande famiglia e in quanto istituzione, un'istituzione produttiva, un'istituzione efficiente ed efficace, deve essere sostenuta dalla propria famiglia. Ogni carabiniere è sostenuto dalla propria famiglia d'origine o dalla famiglia che si crea con la propria moglie e i propri figli. Altro omaggio che con questo calendario l'Arma dei Carabinieri ha voluto dare è alla casa del carabiniere, la stazione, la caserma, dove oltre a vivere la propria vita istituzionale, il carabiniere vive con la propria famiglia, negli alloggi di servizio, la quotidianità, la propria vita oltre quella professionale. Sì, è stato dato anche omaggio a dei personaggi per noi degli eroi nazionali e per dell'Arma dei Carabinieri in maniera particolare, come Alfredo Bergia, che ha combattuto il banditismo, oppure il capitano Cau, anch'esso che ha combattuto il banditismo, ma che comunque erano sostenuti come dimostrazione del sostegno che le loro famiglie hanno dato e che non avrebbero potuto fare quello che hanno fatto se non avessero avuto alle spalle una famiglia che li sostenesse. Altro elemento che questo calendario vuole evidenziare è anche la corrispondenza, le lettere che dal fronte piuttosto che dalle galere o dai luoghi di battaglia venivano inviate alle proprie madri o alle proprie fidanzate o spose, dove comunque in ogni caso vi era l'orgoglio di appartenere all'Arma, di essere l'intima convinzione che quello che si stava facendo comunque era necessario per la patria e che nonostante si trovassero in delle situazioni di pericolo per la propria vita, sostenevano con queste lettere le proprie famiglie a casa, la propria moglie, la propria fidanzata, dicevano non vi preoccupate perché quello che sto facendo lo sto facendo per la patria.